montagne si incontrano, grandi cose accadono. Mai cosa è stata tanto vera per Gallio e la sua Val di Nos, dove la montagna ripropone un mondo antico ma sempre nuovo di vivere la vita. Ora siamo nelle montagne e le montagne sono dentro di noi. Benvenuti nell'altopiano dei 7 comuni. Benvenuti a una nuova puntata di Itinerari Turistici. Si dice che le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono e io qui a Gallio ho il suo sindaco che mi aspetta. Ciao Emanuele. Ciao Ida, buongiorno e bentornata. Grazie, bellissima la Val di Nos, un'altra valle da portare al nostro pubblico a casa. Perché Gallio e perché la Val di Nos? Perché la Valle di Nos? Una bella domanda. Perché la Valle di Nos? Perché è una valle ancora incantata dove la natura domina l'uomo e qui ci si arriva solamente per rigenerarsi, per godere dell'aria pura, respirare il profumo del bosco di Gallio e della Valle di Nos e quindi fare sport, camminare, passeggiate a cavallo, in bicicletta. Quindi qui si viene per rigenerare la propria mente e il proprio fisico. I percorsi della Val di Nos hanno una grande particolarità. Sì, sono gli unici che si possono fare sia d'inverno che d'estate. D'inverno qui si possono raggiungere tramite gli sci da fondo o le ciaspole o anche il Gatto delle Nevi, la Valle di Campomulo e le Melette. Abbiamo detto sì, percorsi a piedi, percorsi in mountain bike, in bicicletta per grandi sportivi, ma non basta, anche sport a cavallo. Assolutamente sì, qui è nato il primo maneggio della storia dell'altopiano, la Palusa Horses Gastag di Gallio e da qui ancora oggi si può godere della natura della Val di Nos anche a cavallo. Abbiamo detto che quando la natura incontra l'opera dell'uomo succedono grandi miracoli, perché qui si fondono cose particolari. Sì, qui vicino al maneggio appunto sorge una struttura ricettiva dove si mangia veramente molto bene, piatti tipici dell'altopiano, piatti tipici di Gallio. Andiamo allora subito a vedere e portarla nelle case dei nostri telespettatori. Peccato che non si sente il profumo perché noi da qua lo sentiamo già, vero? Certo, andiamo. Ecco Emanuele, qui abbiamo la nostra tavola già pronta perché ci servono un prodotto qui a Gallio innovativo. Sì, innovativo perché è il primo formaggio di capra che qui in questo ristorante si può godere, assaporare e gustare. In questa location di recente ammodernata di fianco al maneggio di cavalli e da questo punto qui oggi c'è una novità, si è partiti con la caprumanza. Cosa vuol dire? La transumanza delle capre, perché da qui poi il gestore di questo locale, di questo ristorante, ha anche la gestione della prima malga monticata a capre nell'altopiano che è Malga Busette, dove vi aspettiamo numerosi per visitare la natura e le nostre capre. Eccolo qua il nostro formaggio di capra. Stefano, ma non ce n'è uno solo, ce ne sono tanti. Certo, ci stiamo divertendo a fare cose un po' diverse. Ognuno ha le sue peculiarità. Ognuno ha le sue peculiarità. Allora produciamo delle roviole fresche che poi aromatizziamo anche con erbe nostre di montagna. Bello, buono. Abbiamo delle robiole invece più stagionate, quelle che fanno la classica muffetta bianca, sai, stile francese, perciò molto tenera all'interno, che facciamo anche a forma di piramide. Poi le classiche cacciotte, partiamo dal primo sale fresco, le cacciottine più stagionate, le cacciottine con le erbe di montagna, sempre con i fiori, con il cumino, con queste cose qui, per passare agli stagionati. Qui abbiamo un semicotto, vuol dire una media stagionatura. Formaggio che si fa su in Malga, in alta montagna. Però, Stefano, facciamo una cosa. Prima partiamo con la caprumanza. Certo, caprumanza è un evento nato quest'anno
che la parola deriva dalla transumanza, noi l'abbiamo trasformata in caprumanza perché? Perché portiamo al pascolo le capre, o meglio, portiamo in montagna, in alpeggio, a fare la villeggiatura con le nostre belle caprette. Magro, digeribile e ricco di principi attivi. Questo è il formaggio di capra, ma non basta. Non basta, perché da dove si parte, no? Si parte dal latte. Per avere un buon latte cosa bisogna avere? Una capra allegra, una capra felice, una capra che sta bene, perciò che mangia bene, perché è basilare l'alimentazione. Perciò fieno nostro, fieno buono, primo taglio di maggio, giugno, secondo taglio quello di autunnale che noi chiamiamo arsiva, e il pascolo. Quanti bei pascoli al nostro altopiano. Su nella nostra malga pascoli fioriti dove danno dei profumi, degli enote, di sensazioni d'erba eccezionali, e queste vengono trasferite al latte, il latte di capra, ricco di vitamina A, ricco di vitamina D, ricco di calcio, ricco di ferro. E poi sfatiamo un mito, che si dice che il formaggio di capra ha un odore, un profumo particolare, ma io l'ho assaggiato il tuo formaggio di capra e io devo dire, permettimi, che non ho mai sentito niente di così buono. Mi sono trovata davanti una vera e propria sorpresa. Questa è un'idea generale, no? È un'idea che avevo anch'io. Poi quando cominci a entrare in questo mondo e capisci come funziona, capisci anche che se tu hai una giusta alimentazione delle capre, una igiene nella mungitura, un'igiene nel trasferimento del latte e nella produzione del formaggio, quello che è il sentore di animale se ne va, non c'è. E questo è il vero formaggio di capra, quello genuino e quello sano. E io te lo posso confermare. Grazie. E per la prima volta oggi nell'altopiano, Francesco, si parte con la caprumanza. Esattamente. Che cos'è questa caprumanza? È il passaggio delle capre dalla loro stalla alla malga, alla nuova malga che abbiamo nel comune di Gaglio, Malga Busette. Qui a che altezza siamo? E andremo a che altezza? Qui siamo a 1100 metri di altitudine, arriveremo a circa 1550 metri di altitudine. Ecco Francesco, questo è uno dei tanti sentieri percorribili della Val di Nos. Adesso noi siamo naturalmente in caprumanza con le nostre capre per portarle su in alta montagna, precisamente a Malga Busette, ma sono sentieri che noi possiamo percorrere non solo a piedi, non solo a cavallo. Come? Possiamo percorrerli anche con l'e-bike, facendo Nordic walking, oppure anche d'inverno con le ciaspole, con gli sci anche. Si possono fare anche delle corse con i cani, ad esempio. Ci sono una marea di cose da fare qui da noi. Tanti sport che si possono raggruppare in un ambiente straordinario e salutare come questo qui della Val di Nos. Esatto, questa è la patria anche dello sci di fondo, per cui insomma come non citare questo sport che porta anche benessere al fisico della persona e alla mente della persona. Certo, perché vogliamo ricordare al nostro pubblico che qui nell'altopiano, precisamente qui a Gaglio, ci sono le piste più belle e più lunghe pensate di tutta Europa, dedicate proprio allo sci di fondo. Esattamente, il comprensorio di Campomulo insieme anche alla piana di Marcesina ricopre centinaia e centinaia di chilometri. Per noi per fortuna questo è un primato. Eccolo qua Stefano, oggi abbiamo coniato un nuovo termine, caprumanza, per la prima volta nell'altopiano. Per la prima volta abbiamo una malga che verrà caricata a capre e questo è secondo me un bel percorso da fare, una bella partenza anche per differenziare il prodotto, no, che si offre ai nostri ospiti turisti. Assolutamente sì. Quante capre portiamo su in alta quota? Oggi sono circa una settantina, però arriveremo tante. circa a 100 capre, ecco. Belle, sono tutte uguali le capre? Non sono tutte uguali. No. Qui la razza predominante è la camosciata delle Alpi, quella un po' che assomiglia più anche al camoscio, se vogliamo E dire. difatti sembra quasi uno stambecco. Io le vedevo prima arrampicate sopra le rocce, sono anche belle proprio veramente da vedere, sono belle da capre, capire. sì, sono capre che si adattano bene al pascolo, alla montagna. Poi ci sono delle bianche che sono sane, sempre produttrici di latte, e poi abbiamo qualche meticcia. Ma facciamo capire al nostro pubblico a casa la differenza che può esserci tra una struttura ricettiva e un'altra. Sì, noi andiamo in malga, ma che cos'è una malga?
Non c'è un ristoratore, c'è un malghese. In Malga c'è un malghese, cioè la persona che accudisce gli animali e farà il formaggio se è una malga adibita a fare questo. E quindi si farà il formaggio di capra. Si farà il formaggio di capra, ma vi dirò di più. A braccetto con l'amministrazione di Gaglio, dove abbiamo lavorato anche a questo progetto, questa malga sarà usufruibile anche d'inverno, che è una grandissima novità per l'altopiano di 7 comuni, Asiago 7 comuni, e darà un valore aggiunto a quelle che sono le nostre risorse, le nostre eccellenze del territorio, le malghe soprattutto. Perciò ristorazione e accoglienza d'inverno e anche d'estate, questo dal prossimo anno. La Val di Nos è veramente sindaco un paradiso terrestre in terra, e qui abbiamo un altro angolo molto ambito dai nostri turisti che arrivano su specialmente nei fine settimana, arrivano prestissimo per prendersi un posto per cosa fare. Sì, qui una volta che si va nella Valle di Nos si arriva anche qui in questa meta ambita, perché qui ci sono i caminetti, i famosi caminetti tanto ambiti dai turisti che a volte litigano pur di prendersi il posto la mattina presto alle 6, alle 6 e mezza per fare la grigliata appunto, e qui si mangia in compagnia, si beve in compagnia, si fa festa in compagnia, e vi aspettiamo numerosi qui in Valle di Nos. Chi più in alto sale, più lontano vede. E chi più lontano vede, più a lungo sogna. E grazie, gentili telespettatori, di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.